15 dicembre, elezione dei consorzi di bonifica, Ovvero il 15 dicembre aspettiamo tutti i nostri cittadini a votare le nuove elezioni per i consorzi di bonifica e invitiamo tutti i nostri consorziati, ma anche non, a votare la lista unica degli agricoltori che è Coldiretti, CIA, Confagricoltura, per fare in modo che il territorio rimanga in mano agli agricoltori, perché noi agricoltori pensiamo e lo facciamo tutti i giorni, lavoriamo nel nostro territorio e abbiamo una forte governance nel fatto della gestione dell'acqua. Quanto importanti sono sempre più i consorzi di bonifica, soprattutto alla luce di un cambiamento climatico in atto? Naturalmente i consorzi di bonifica hanno una grossa preparazione nella gestione dell'acqua e hanno un ruolo sempre più importante, perché i consorzi di bonifica cercano di lavorare con nuovi progetti, con nuove strutture nella gestione dell'acqua, sia nel trattenerla nel momento in cui ce n'è in abbondanza e farla arrivare a fiume il prima velocemente possibile senza creare alluvioni, e sia magari nel riuscire a trattenerla per poi andarla a rilasciare nel momento in cui serve, magari in un periodo di siccità, per irrigare i nostri campi e quindi riuscire a fare la produzione nel nostro territorio. Come si fa a sapere quando un consorzio di bonifica lavora e opera bene per voi del settore dell'agricoltura? Intanto bisogna dire che sempre i consorzi di bonifica hanno lavorato bene, perché la gestione del territorio è una cosa importante, è una cosa di tutti, quindi si lavora sempre bene. La differenza sostanziale è che chi opera tutti i giorni nel territorio, perché ci lavora, naturalmente ha quella accortezza, quell'occhio in più nel saper fare ancora meglio le cose, perché la vive tutti i giorni. Pulitura dei canali, tenuta anche delle vasche di laminazione, funzionamento corretto di tanti anche apparati meccanici ed elettronici. Non è più semplice come un tempo. No, sempre di più chi opera nei consorzi deve essere aggiornato, informato, deve essere all'avanguardia, perché all'avanguardia sono le strutture che si mettono in campo per riuscire a gestire un territorio che sempre più a livello di meteo è imprevedibile, si passa da periodi di siccità a periodi di forte pioggia. A questo proposito, com'è stata l'annata agraria? L'annata agraria quest'anno è stata complicata, perché abbiamo avuto una primavera molto piovosa, abbiamo avuto un'estate incisiva ma di durata breve, e poi abbiamo, come adesso stiamo vedendo, un altro autunno fortemente piovoso. Questo va fortemente a incidere in molte produzioni di noi agricoltori. Per l'uva? Mentre anche per l'uva si è riusciti ad avere della qualità elevata, ok, sempre grazie anche al lavoro dei nostri agricoltori, però quando magari si riesce ad avere una produzione buona, elevata, magari si ha la difficoltà di entrare nel campo a raccoglierla grazie a questo meteo un po' ballerino.